Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Radio Sydney dice tutto ok. La muraglia invecchia e perde fascino. Pietroburgo è il nome di Big Ben. Palestina. Palestina. I faraoni di Mercurio affogano, sorella spinge nei suoi vecchi quiz, l'antico oracolo non sa rispondere a quel turista in cerca di un hotel. Palestina.
Anche questa settimana gli argomenti di maggiore interesse possono essere sintetizzati e riportati su 3 materie, su 3 settori che sicuramente hanno appassionato i nostri ascoltatori e soprattutto hanno alimentato quello che è il dibattito parlamentare e il dibattito mediatico. La prima questione riguarda le dichiarazioni del Papa sui 2 conflitti in questo momento presenti a livello internazionale. La prima è la vicenda che ha riguardato e che riguarda tuttora il viaggio del Papa in Turchia incontrando Erdogan, che di certo non può essere definito il primo dei progressisti. Ebbene, durante i colloqui con il leader turco, il Papa ha ribadito innanzitutto che per quanto riguarda la vicenda della Palestina dobbiamo continuare a portare avanti quella che è la soluzione dei 2 popoli in 2 stati, quindi la pace si può raggiungere soltanto laddove il principio di sovranità venga ulteriormente legittimato e sottolineato sia da parte dello Stato di Israele sia da parte dello Stato palestinese. Il Papa stesso ha evidenziato come necessariamente bisogna continuare a portare avanti quella che è la strategia del dialogo, anche e soprattutto per quanto riguarda la vicenda dell'Ucraina. Ma l'indicazione di Trump, evidenzia la Santa Sede, è un'indicazione che deve essere tenuta in debito conto, è un'indicazione di realismo, è un'indicazione che evidenzia come ancora una volta non si può portare avanti questo conflitto in eterno e soprattutto vanno riviste, questo lo dice il centrodestra, una parte del centrodestra, soprattutto la Lega, vanno riviste anche le strategie relativamente a quello che è il finanziamento di tutta questa vicenda che passa comunque per lo stesso Zelensky. È chiaro che le indagini degli ultimi giorni che hanno riguardato la defenestrazione anche del numero 2 del presidente ucraino sono indagini che mettono in rilievo la necessità, come la Lega ha evidenziato a più riprese, di andare a verificare quello che effettivamente avviene con l'utilizzo delle risorse che provengono dall'Occidente, con l'utilizzo delle risorse che provengono anche dal nostro governo. La Lega sta continuando a ribadire il concetto che non si è mai tirata indietro rispetto al finanziamento delle singole missioni, al finanziamento del riarmo a tutto tondo da parte dell'esercito di Zelensky, e però è evidente che non solo la guerra sta continuando, non accenna di fatto a fermarsi perché non c'è tregua rispetto invece a quello che sta avvenendo sulla striscia di Gaza e quindi in Palestina, ma cosa ancora più grave, una parte di quei fondi dobbiamo capire se sono stati destinati effettivamente ad esigenze personali di bassissimo profilo di quelli che sono i capi, quelli che sono i colonnelli che sono attorno a Zelensky, perché vedere la pubblicazione di fotografie con addirittura i water in oro zecchino è uno sfregio nei confronti di chi quei finanziamenti li produce pagando le tasse all'interno dei paesi di riferimento dell'Unione Europea. La seconda vicenda la potremmo così definire tanto alla fine ululò quello che era il vento che piovve, e ci stiamo riferendo alla riforma del reato di 609 bis che alla Camera ha avuto un passaggio molto veloce, quindi siamo in materia di violenza sessuale, ne abbiamo già parlato nel corso della scorsa settimana, mentre ha segnato una battuta d'arresto all'interno del secondo ramo del Parlamento, quindi all'interno del Senato. Che cosa è avvenuto? La Lega ha chiesto che venisse svolta una riflessione di tranquillità, perché un conto è la tutela massima che ci deve essere della vittima, della parte offesa, tutela che tra l'altro in buona parte già era stata espressa attraverso una serie di riforme legislative che vanno avanti dagli anni 90 in poi, e un conto è esasperare quelli che sono i toni, invertendo quello che viene definito nel nostro processo moderno, nel nostro paese, l'onere della prova. Quindi non ci può essere nessun tipo
di intimità sessuale, quindi non ci può essere nessun tipo di rapporto se non vi è il consenso da parte della vittima e soprattutto della vittima del reato naturalmente, da parte quindi dei partner entrambi, ma soprattutto questo consenso deve permanere dall'inizio di quello che è il contatto fino al momento in cui il contatto va a cessare. Questo tipo di indicazione, se la volessimo dire tutta fino in fondo, è già patrimonio comune del nostro ordinamento, perché la Corte di Cassazione nel corso degli ultimi 30 anni ha precisato quelli che sono gli estremi dell'articolo 609 bis con una serie peraltro di commenti, con una serie di applicazioni in concreto, davanti ai quali commenti difficilmente si può dire che c'erano margini di dubbio. Si è voluto sottolineare ulteriormente quello che è il profilo della necessità assoluta del consenso, ben venga. Adesso però bisogna evitare che ci possa essere un'eventuale strumentalizzazione di questa norma, perché se si inverte l'onere della prova potremmo addirittura mettere una toppa che è peggiore rispetto al buco. Cioè, se in buona sostanza si chiede a quello che dovrebbe essere l'indagato, o meglio ancora il denunciato in un reato del genere, che spesso si pone anche a valle di quella che è la fine di un matrimonio, di quella che è la fine di una relazione tra partner, se si chiede al denunciato di provare, e a quel punto diventerebbe una diabolica probatio, la rilevanza e soprattutto la permanenza del consenso in ogni singola vicenda di intimità tra lui e il proprio partner, soprattutto l'ex partner, beh, allora attenzione, bisogna andarci davvero molto molto cauti, perché rischieremmo davvero di aver prodotto una nuova patologia endemica all'interno del nostro ordinamento, davanti alla quale si passerebbe dal principio dell'onere probatorio in capo a chi accusa al principio dell'onere di discolpa in capo a chi deve difendersi. Basti pensare che il principio di non colpevolezza del nostro ordinamento è sancito all'interno della Costituzione, e su questo aspetto, lo sottolineiamo sempre, siamo addirittura un po' dietro rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rispetto ad una serie di trattati internazionali dove non esiste semplicemente un principio di non colpevolezza, ma si parte dal principio di innocenza. Ecco, questa che è una materia molto ostica, questa che è una materia molto difficile anche per quelle che sono le implicazioni di carattere mediatico e sociale, ancora una volta la Lega ha avuto il coraggio di affrontarla, dando alle cose il giusto nome, dando la massima tutela e la massima rilevanza a quelle che sono le aspettative di giurisdizione a favore delle parti offese, però necessariamente contemperando quello che è il principio della denuncia con quello che è il criterio della difesa, laddove soprattutto in alcuni casi si tenta meramente la speculazione e non l'esercizio di un diritto. C'è poi l'ultima questione che anche in tal caso ha suscitato polemiche da una parte, ma levate di scudi anche da quei soggetti che invece avevano difeso quella che dovrebbe essere una nuova eroina delle ragioni della sinistra. Ci riferiamo al caso di Francesca Albanese. E beh, se alcuni comuni, anche rossi, in giro per l'Italia stanno revocando le proposte di conferimento della cittadinanza italiana, qualche cosa di grave deve essere successo. Riavvolgiamo un po' il nastro. Vi è stata una vera e propria irruzione, potremmo definirla banditesca, all'interno della redazione della Stampa che notoriamente non è un quotidiano che scriva a favore del centrodestra quotidianamente, anzi, e ci fermiamo qui per non voler esprimere altre valutazioni che sono sempre legittime, ci mancherebbe altro, ma nello stesso momento in cui si va oltre, quindi si accusano i giornalisti da parte di questi delinquenti, perché di questo stiamo parlando e nulla di più, perché non si può bloccare una redazione danneggiandola e mettendola a soqquadro, e ci sono state levate di scudi giustamente dal centrodestra o dal centrosinistra,
E se non che la dottoressa Francesca Albanese, che ricordiamo essere relatrice speciale sui territori occupati palestinesi all'ONU, quindi un incarico importantissimo di massima visibilità, ebbene a quel punto la dottoressa Albanese dice no, ma tutto questo è da condannare, c'è la violenza da condannare, ma anche per i giornalisti deve essere un monito. Beh, a questo non ci siamo. E non possiamo starci semplicemente per il fatto che il diritto di espressione nel nostro paese è tutelato dall'articolo 21 della Costituzione, è tutelato sempre, anche quando qualcuno che ancora tira fuori l'ideologia di sinistra, di stampo, potremmo definirlo quasi post-marxista, non vuole saperne di quello che è il confronto democratico, di quella che è la dissenting opinion. Il problema però qual è? È che se queste illazioni e soprattutto se queste invettive provengono da soggetti istituzionali che ricoprono incarichi di massima visibilità, addirittura all'ONU, e dovrebbero occuparsi di quella che è la pace in Palestina o la pace sulla striscia di Gaza, arrivando a portare delle situazioni di guerra all'interno delle redazioni dei giornali, beh, significa che dobbiamo rivedere necessariamente anche quelle che sono le selezioni che vengono effettuate per inviare all'ONU quelli che sono i consulenti, i rappresentanti che dovrebbero parlare di pace e non di guerra. Vi era un vecchio aforisma che veniva ascritto a Voltaire che recitava più o meno così: non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita per continuare a sentirtelo dire. Ecco, il centrodestra e soprattutto la Lega molto spesso non si trovano su posizioni identiche, ci mancherebbe altro, c'è l'orgoglio e la fierezza di avere posizioni distanti da quelle di alcuni personaggi che possono essere o politici o giornalisti o anche editori di sinistra, ma la Lega ritiene che la massima libertà di espressione che si va a consacrare con quelle che sono le interviste, con quelle che sono poi le attività all'interno dei giornali, all'interno dei quotidiani, ecco, quelle attività debbano essere garantite sempre e comunque, perché a questa garanzia corrisponde la garanzia della libertà e soprattutto l'effettività del principio democratico del confronto e del contraddittorio. Buona settimana a tutti. Non ci stiamo assolutamente. Avete ascoltato